Era lo scorso 6 febbraio quando in tribunale a Treviso il giudice Elena Rossi aveva disposto il rinvio di oltre 3 mesi della preliminare per consentire alla De Longhi di raggiungere un accordo con le 8 parti civili entrate nel procedimento. A 10 giorni dall'udienza, in programma giovedì 7 maggio, la situazione è tutt'altro che definita. Al momento soltanto Legambiente WWF hanno accettato la proposta di risarcimento pari a 50.000 euro complessivi avanzata dall'azienda di Fiera. L'avvocato Giampaolo Schiesaro, invece, che assiste la Presidenza del Consiglio e ben 3 ministeri, è ricorso a parole di fuoco per spiegare la situazione. La De Longhi con noi ha tentato soltanto approcci e questi approcci non hanno avuto alcun seguito, ha dichiarato il legale. Ancora più categorico l'avvocato Mariangela Semenzato, legale di Laura Pollini, compagna di Luciano Benetton. Dispiace constatare che nell'arco di 3 mesi noi non abbiamo avuto neppure il privilegio di un contatto con l'azienda, tantomeno quindi una proposta di risarcimento, ha detto il legale. Che cosa accadrà tra 10 giorni? L'uscita dal processo delle parti civili favorirebbe un patteggiamento a pena contenuta per i 2 imputati. In caso contrario, la difesa potrebbe decidere di affrontare il processo vero e proprio, che potrebbe durare più di qualche anno, con centinaia di cittadini chiamati a sfilare in tribunale.